Domenica 2 agosto, il passante è semivuoto, libero. Solo 24 ore fa la situazione era questa. Oltre 30 km di coda, ore di attesa e l'opera chiusa per mezz'ora. Il giorno dopo è quello delle polemiche, delle domande. Perché un'opera inaugurata da pochi mesi è andata in tilt alla prima vera prova? Per avere risposte bisognerà aspettare almeno 10 giorni. È il tempo a disposizione degli ingegneri dell'ANAS per avere spiegazioni dalla società Autostrade Venezia-Padova ed Autovie Venete. L'ANAS parla di un'inchiesta che è un doveroso atto d'ufficio e sottolinea la necessità di realizzare urgentemente la terza corsia sulla A4 Venezia-Trieste. Laddove venissero accertate responsabilità per ciò che è accaduto sabato, le concessionarie rischiano sanzioni economiche. Dura la reazione di Giancarlo Galan. L'ANAS faccia pure quello che vuole, dice il governatore, ma questo atto dovuto a me ricorda una patetica sceneggiata. Intanto sono decine le denunce ai numeri telefono blu, vacanzieri rimasti bloccati per 4 ore che chiedono il risarcimento del pedaggio. Passante in tilt. Di chiunque sia la colpa, la priorità ora è evitare che l'incubo si ripeta il prossimo fine settimana. Sabato 8 e domenica 9 agosto sono le 2 giornate estive indicate con bollino nero, il traffico peggiore dell'anno. E allora si pensa ad una task force. L'ANAS ha chiesto alle società concessionarie di predisporre un piano, dividere il traffico fra passante e tangenziale di Mestre e migliorare le indicazioni per i turisti.